Tavolo tecnico tra ANAS e sindaci per parlare della Castelvetrano Gela e dello studio di fattibilità. Il governatore Musumeci è sereno sul numero dei posti letto, i sindaci invece non sono soddisfatti e continuano a richiamare i cittadini alla massima responsabilità. Scassinata cassaforte in una villetta a Maddalusa, trovate anfore in casa di un empedoclino, licatesi rubano un cane da un giardino. Nuove prospettive per rilanciare il sito archeologico, a stanziare 300.000 euro il vicino parco Valle dei Templi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Incontro tecnico in prefettura ad Agrigento, in conference call ANAS e i sindaci interessati hanno parlato del collegamento viario Castelvetrano Gela, un'opera di fondamentale importanza dal respiro strategico e di cui esiste già uno studio di fattibilità. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la riapertura della Galleria Spinasanta avvenuta nella mattinata di ieri, nel pomeriggio un incontro presso la prefettura di Agrigento tra il vice ministro Cancellieri, il prefetto, i rappresentanti dell'ANAS, Don Mario Sorcia per il cartello sociale, in videoconferenza 40 sindaci interessati all'opera e l'amministratore delegato dell'ANAS Simonini. Si tratta della nuova strada che collegherà Castelvetrano con Gela. L'ANAS ha presentato ieri una prima ipotesi di studio di fattibilità che il Ministero alle Infrastrutture è pronto a finanziare con 15 milioni di euro. Inizia così la procedura che chiuderà l'anello autostradale della Sicilia. Grande soddisfazione è stata espressa dai primi cittadini che sono intervenuti online offrendo al Ministro la massima collaborazione che si renderà necessaria. La strada prevista sarà realizzata in 4 corsie e avrà un costo ipotizzato di 5 miliardi di euro. È un impegno che abbiamo preso fin da subito. Molti dicono che questo è un libro dei sogni, io dico che invece è una realtà concreta costruita da persone che credono di volere fare sempre i fatti, e su questa cosa noi possiamo senza dubbio scrivere una bella pagina. Non so se questa è storia, ma certamente è la realtà. E la realtà si traduce spesso in fatti. Oggi abbiamo rappresentato come c'è uno studio di fattibilità, lo stiamo rinnovando, alla fine di gennaio vorrò incontrare di nuovo tutti i sindaci per riuscire a mettere in campo quelle che sono le loro intuizioni, se ci sono delle proposte di variazione piuttosto che... E dopodiché chiudiamo e a quel punto come Ministero diamo il via e l'autorizzazione ad ANAS a produrre il progetto di fattibilità tecnico-economico. Poi ci aspetta un iter lungo, già lo dico, qui si sta parlando di realizzazioni di almeno 10 anni, ma è una battaglia ed è una scala che dobbiamo intraprendere, un cammino che dobbiamo cominciare a fare, perché se ci fermiamo di fronte ai tempi lunghi noi non avvieremo mai nulla. Io invece dico, saliamo il primo gradino di questa scala per riuscire ad andare avanti e lasciare ai posteri già una bella base solida sulla quale poter costruire. I paletti che aveva messo l'ANAS sulla strada, che insomma era poco percorribile, credo che lei li abbia un po' allargati. Quella è stata una errata comunicazione che credo che poi alla fine sia venuta fuori da un incontro, ecco, consideriamolo così, maldestro. L'ANAS non ha mai posto paletti di nessun tipo, come avete potuto sentire anche dall'intervento del dottore Scalamandré. Noi abbiamo portato avanti in questi ultimi mesi attraverso vari incontri delle interlocuzioni che hanno portato ad avere assolutamente questa prospettiva di oggi. Non ci sono paletti di nessun tipo. Abbiamo messo in campo uno stratagemma per evitare che qualche ramo del governo, e mi riferisco chiaramente al Ministero dell'Ambiente che deve fare le sue valutazioni, possa bocciare l'opera perché non ha un indice trasportistico all'altezza, e questo è una cosa che dobbiamo scongiurare. Quindi abbiamo messo in campo lo stratagemma di costruire la strada su vari step. La Prefettura segue da tempo la problematica riguardante le infrastrutture, in particolare le infrastrutture viarie della provincia di Agrigento, la cui mancanza costituisce un vulnus ad una splendida provincia, un territorio bellissimo che purtroppo per molti è difficile da raggiungere. Ora,
l'annuncio in realtà è un annuncio concreto, io lo definisco così come concreta è stata finora l'attività del Vice Ministro Cancellieri, che veramente ha mostrato una grandissima attenzione nei confronti di questo territorio. Quindi questo annuncio di questa opera, che certamente è un'opera ambiziosissima, ma è un'opera utile e necessaria, che comporterà sicuramente dei tempi di realizzazione. Io credo che oggi deve essere visto come un momento di grande speranza in un futuro che è l'unico futuro possibile per questa realtà, che è quello di migliorare i collegamenti per poter lanciare in maniera definitiva il turismo, che io credo può diventare tranquillamente la prima industria, la prima attività di questa provincia. Perché questa provincia non manca di niente, cioè ci sono delle cose splendide, dobbiamo consentire a chi vuole venirle a vedere di farlo con tutti i sistemi di sicurezza, con tutte le agevolazioni possibili, cosa che purtroppo in questo momento non c'è. Una bella sorpresa, devo dire, perché parlare di una realtà di questo tipo, che vedrebbe l'impiego di 4 miliardi di euro e soprattutto la realizzazione di quella parte di autostrade che completerebbe l'anello autostradale siciliano e rilancerebbe totalmente la nostra provincia, perché la attraverserebbe totalmente in lunghezza dal Belice fino a Licata, può essere solo motivo di soddisfazione. Sono sicuro che il lavoro iniziato e che continuerà, visto la concretezza, anche se a piccoli passi o a piccoli tasselli, vedrà il suo frutto. Me lo auguro per questa terra, me lo auguro per questa gente che merita di riprendersi quello che negli anni purtroppo non ha ricevuto per diverse altre parti dell'Italia. Abbiamo sufficienti posti letto in Sicilia per ricoverati Covid e terapie intensive per poter affrontare ogni evenienza, così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci a margine della presentazione dell'inizio dei lavori dell'ex ospedale militare di Palermo all'interno della caserma Michele Ferraro. I dati mutano con estrema facilità, sottolinea Musumeci. Gli scienziati sostengono che ci possa essere un ritorno virulento del virus nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione che inevitabilmente si registrerà nelle famiglie durante il periodo natalizio. Bisogna sempre tenere alta l'attenzione ed essere pronti a non farsi cogliere impreparati. È chiaro che il numero dei posti letto non è infinito, come non è infinito il numero dei medici. In tutta Italia mancano oltre 3.000 anestesisti e rianimatori e il fenomeno si presenta anche in Sicilia. Sono 41 i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Agrigento, 9 ricoverati, 56 guariti, 3 deceduti. Questi i dati di sorveglianza epidemiologica trasmessi per la giornata del 25 novembre 2020 dall'ufficio ASP di Agrigento. I soggetti positivi sono in totale 2.128, tra cui 1.003 i guariti, 62 i deceduti, 981 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati, di questi 44 in ospedale, 18 in strutture low care, 7 in terapia intensiva. In totale ad Agrigento registriamo 99 casi di persone in trattamento, di cui 80 guariti e 8 deceduti. Complessivamente sono 187, ad Aragona in trattamento 44, guariti 40 per un totale di 84, Canicattì 143, guariti 96, deceduti 4 per un totale di 243. Licata sono 59 in trattamento, 102 guariti, 2 deceduti per un totale di 163 casi. Quindi Palma di Montechiaro per un totale di 89 persone, da cui 28 guariti, 2 deceduti per complessive 119 unità. Quindi Raffadali, numero 30 le persone in trattamento, i guariti sono 19, un deceduto per un totale di 50 unità. Intanto sentiamo il primo cittadino, Silvio Cuffaro. Io da subito mi sono organizzato per cercare di monitorare e di evitare che il contagio nel mio territorio
si diffondesse importato da soggetti che venivano da fuori. Sin da luglio ho fatto il sierologico, poi prima dell'inizio dell'anno scolastico ho fatto i tamponi istantanei a tutto il personale scolastico, continuo giornalmente a fare i tamponi a tutti coloro che vengono dal nord Italia o che vengono da altri paesi europei, però ho avuto l'impressione che davo fastidio a qualcuno, come se rubassi il lavoro a qualcuno. Io ho cercato soltanto di mettere la mia gente in sicurezza e cercare di evitare la diffusione del contagio. Dall'altra parte invece chi doveva fare questo lavoro non l'ha fatto, mi guardava in modo molto sospetto e non faceva il suo dovere, il suo lavoro, che era quello di dare tempestivamente notizia dei tamponi che io processavo positivi al fine di iniziare le procedure di tracciamento ed evitare che il contagio si diffondesse. A fronte di una comunicazione del Comune di Raffadale all'ASP di una positività di un soggetto, avevamo un riscontro, una risposta dopo 7-8 giorni. Quindi mi sono lamentato di questo, mi sono lamentato della raccolta dei rifiuti speciale che era di competenza dell'ASP e finalmente oggi, dopo 25 giorni, stiamo vedendo i risultati e altre tante cose che non ci mettevano in condizione di dialogare con l'ASP e di ottenere risposte in tempi reali. Di questo io dico, mi sono sempre lamentato, ora ci sono altri sindaci che capiscono realmente il problema qual è, che è necessario fare screening di massa perché sono i positivi asintomatici che continuano ancora a diffondere il virus nel nostro territorio. Questo lavoro ancora da Agrigento non si è fatto, lo stanno programmando adesso e io sono molto rammaricato che purtroppo chi ha la responsabilità di un ufficio importantissimo in piena pandemia che è il Dipartimento di Prevenzione non dia risposte, non programmi e non porti avanti quelle che sono le iniziative per evitare di contrastare la diffusione del virus. Anche Aragona sottoporrà a tampone la popolazione scolastica per poi riaprire le scuole in sicurezza. Tonino Butera. Momento delicato al Comune di Aragona, noi incontriamo spesso il sindaco Peppe Pendolino. Sindaco, abbiamo delle novità sicuramente per quanto riguarda la situazione delle scuole che lei ha chiuso fino ad oggi, fino al 26, mentre domani cosa succederà? La scuola si aprirà o ci saranno delle novità? Sì, ci sono delle novità importanti, quindi ci sarà la sospensione delle attività scolastiche per questi altri 2 giorni, in quanto sabato 28 presso il mercato coperto effettueremo un drive-in per effettuare lo screening di tutta la popolazione scolastica, in maniera tale da essere sicuri di non avere casi all'interno della popolazione scolastica e iniziare lunedì in totale sicurezza. Ne approfitto per dire ulteriormente alla popolazione di evitare di uscire, di evitare di andare a fare cose che siano soltanto di necessità, non uscire per andarsi a fare la passeggiata che non serve. Invito i genitori di non fare uscire i figli, perché poi non è che si devono lamentare se arrivano i carabinieri ed elevano i verbali. I carabinieri hanno elevato 30 verbali, hanno fatto chiudere un bar, ma hanno fatto bene, hanno fatto benissimo, e io dico che si deve continuare su questa scia, perché è giusto fare rispettare le regole, perché le regole significa salute, le regole significa vita. Signori miei, in questi giorni ci sono anche delle comunità di anziani che si sono riscontrate delle positività, e questi sono soggetti deboli che rischiano la vita. Ora dico, davanti a una pandemia del genere, davanti a una gravità del genere che ci sta attanagliando non soltanto Aragona, la provincia di Agrigento, la Sicilia, l'Italia, ma tutto il mondo, dobbiamo cercare di essere responsabili e consapevoli della gravità della cosa. Quindi vi prego, evitate le uscite superflue, vi prego di mantenere il distanziamento e di utilizzare le mascherine anche a casa, perché in famiglia è il maggiore centro di contagio. Vi prego di stare attenti, perché vedete che si rischia che se si intasano come si stanno intasando le terapie intensive, la Sicilia da zona arancione diventerà zona rossa e poi saremo costretti a chiudere le attività, a bloccare tutto e a far affossare l'economia. Allora, per non far affossare l'economia, per cercare di mantenere
quel poco che ci resta, rispettiamo le regole in favore di tutti e per la salute di tutti. Chiusa l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta Sorella Sanità, che ha portato alla luce un giro di tangenti nella sanità siciliana che ammonta a 600 milioni. Gli imputati puntano a sconti di pena, in 3 chiedono di patteggiare. C'è il servizio. Chiusa l'udienza preliminare dell'indagine sul giro di tangenti da 600 milioni nella sanità siciliana. Il GUP Antonella Consiglio ha accolto la richiesta del rito abbreviato per 6 dei 10 imputati. In 3 hanno deciso di patteggiare la pena, mentre uno soltanto verrà giudicato con rito ordinario. Hanno scelto il rito che prevede lo sconto di 1/3 della pena sia l'ex direttore dell'ASP di Trapani ed ex responsabile della centrale unica acquisti della regione Fabio Damiani, che di fatto gestiva tutte le gare d'appalto della sanità siciliana, sia l'altro pezzo da 90 della sanità palermitana, l'ex direttore dell'ASP Antonio Candela, al momento dell'arresto coordinatore regionale della struttura Covid-19. Gli altri imputati giudicati in abbreviato sono Francesco Zanzi della Società Romana Tecnologie Sanitarie, Angelo Montisanti, amministratore della SIRAM, Salvatore Navarra, presidente di PFE, e Giuseppe Taibi, il mediatore legato a Candela. Dopo il via libera dei pubblici ministeri Giacomo Brandini e Giovanni Antoci, il GUP ha poi accolto la richiesta di patteggiamento di Salvatore Manganaro, 4 anni e 2 mesi, considerato il faccendiere legato al manager Damiani. Ivan Turola, 4 anni e 6 mesi, e Roberto Satta, 5 anni, responsabile operativo delle tecnologie sanitarie. L'unico imputato che ha scelto di andare a dibattito è Crescenzio De Sanzio, che verrà giudicato con rito ordinario. Internazionalizzazione, il Covid blocca gli eventi e 100 imprese regionali rischiano di perdere i fondi provenienti dall'Unione Europea. I dettagli nel servizio. Una proroga straordinaria per la chiusura dei progetti e una maggiore flessibilità nella realizzazione dei programmi è quanto chiede Sicindustria alla Regione Siciliana per salvaguardare le imprese, un centinaio circa che dopo essersi aggiudicate il bando a valere sull'azione 3.4.2 del POFESR, incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione, aver pianificato investimenti in progetti di promozione, partecipazione a fiere ed eventi internazionali, si sono trovate di fronte allo stop imposto dall'emergenza da Covid-19. Risultato: sospese forniture, fiere, consegne, imprese in ritardo non solo sulla tabella di marcia aziendale, ma anche sulle scadenze previste. Da qui il paradosso, perché gli imprenditori ora rischiano di non poter completare l'intervento finanziato per cause a loro non imputabili, di dover però restituire quanto incassato fin qui per non aver completato il programma. Ci troviamo in una situazione veramente complicata, dice Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria. Ci sono infatti aziende, mi arrivano ogni giorno parecchie segnalazioni, che hanno bisogno di più tempo per completare gli investimenti e pochi mesi non basteranno affatto, mentre infatti nelle altre azioni relative agli obiettivi tematici ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e competitività delle piccole e medie imprese, le imprese hanno registrato un rallentamento nella realizzazione dei programmi. Nell'azione 3.4.2 si è riscontrata una vera e propria impossibilità oggettiva, perché i principali eventi internazionali previsti nel corso di quest'anno sono stati cancellati. Lo stesso sta accadendo per quelli del 2021 e alcuni eventi con cadenza biennale saranno riprogrammati non prima del 2022. È per questo che, al fine di salvaguardare una misura che riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'economia dell'isola e che vede al suo interno molte delle eccellenze dell'imprenditoria siciliana, Sicindustria chiede una proroga straordinaria per la chiusura dei progetti e una maggiore flessibilità nella realizzazione dei programmi. In particolare, conclude Albanese, occorre emanare un provvedimento di proroga straordinaria di 12
mesi rispetto alla chiusura di ogni singolo cronoprogramma, in aggiunta a quella di 3 mesi prevista dall'avviso, ma anche la possibilità di una variazione al progetto di investimento presentato con l'inserimento eventuali di fiere virtuali ed eventi promozionali in digitale. Il tutto sempre nel rispetto della strategia e dei paesi target del PRINT, il programma regionale di internazionalizzazione. Rito abbreviato per il 46enne empedoclino Vincenzo Filippazzo, finito direttamente a giudizio con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di uno dei titolari di una macellaria di Porto Empedocle, avvenuto lo scorso giugno. L'uomo, difeso dagli avvocati Penniche e Troia, comparirà il 2 marzo davanti il GUP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'imputato sarebbe stato protagonista di un diverbio con un commerciante della zona, al culmine del quale, secondo la ricostruzione, avrebbe estratto una pistola con il colpo in canna, tentando di far fuoco all'indirizzo del rivale. Un furto pianificato nei minimi dettagli, perché i malviventi non soltanto sapevano che in quell'esatto momento i proprietari della villetta non erano in casa, ma erano al corrente del fatto che in quell'abitazione c'era una cassaforte e sapevano anche come fare. Verosimilmente in contrada Maddalusa ad Agrigento si sono recati con adeguate attrezzature per scardinare e portar via la cassaforte, e così di fatto è stato. L'ammontare del bottino non risulta essere stato quantificato con precisione, ma all'interno di quella cassaforte c'erano soldi e gioielli. Delle indagini, dopo aver acquisito la denuncia a carico di ignoti, si stanno adesso occupando i carabinieri. I criminali sono riusciti ad intrufolarsi nell'abitazione, vissuta sia in estate che in inverno, durante il pomeriggio di martedì, e lo hanno fatto quasi certamente senza alcuna difficoltà, dopo aver forzato e aperto una porta-finestra. La scoperta è stata fatta dagli anziani proprietari, dei pensionati, al momento del rientro in casa. Subito la coppia ha lanciato l'SOS. Incontrata a Maddalusa sono sopraggiunte le macchine dei militari dell'Arma. I carabinieri hanno eseguito un approfondito sopralluogo, mentre alcune pattuglie hanno controllato tutta l'area circostante. 3 anfore, un fondo di ancora e altri frammenti archeologici sono stati trovati in bella mostra, quasi come se fossero pezzi d'arredo, nell'abitazione di un operaio di 53 anni. A fare la scoperta durante una perquisizione mirata che rientrava in un'attività investigativa già avviata sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando Compagnia di Agrigento. L'operaio empedoclino, 53enne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato contestata è detenzione di materiale archeologico. Il possesso di reperti è del resto ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne attestino irregolare acquisto, lascito ereditario oppure di consegna da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento, e l'empedoclino non aveva né documenti né altro. I reperti sono stati naturalmente subito posti sotto sequestro e adesso verranno analizzati dagli specialisti per inquadrare l'epoca. Hanno tagliato i tiranti di 3 tendoni e 2.500 piante di uva da tavola senza frutto, provocando danni stimati in circa 30.000 euro. Nel giro di una settimana a Naro è stato messo a segno il secondo danneggiamento di vigneto, quasi identiche rispetto al primissimo raid delle modalità adottate dai delinquenti. Allora il danno provocato fu quantificato in 20.000 euro circa. Il proprietario del fondo agricolo su cui è impiantato il vigneto ha presentato una denuncia a carico di ignoti alla caserma dei carabinieri di Naro. Entrano in casa di un uomo a Sommatino e gli rubano un cucciolo di cane, un boxer di 7 mesi e alcuni attrezzi da lavoro. La vittima denuncia l'accaduto ai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, che risalgono agli autori del reato, 2 pregiudicati residenti a Licata, che sono stati denunciati per furto e sanzionati per violazione delle norme per il contenimento del Covid. Il cucciolo è stato trovato a Licata, era legato con un guinzaglio ad un cassonetto dell'immondizia. È stato subito restituito al legittimo proprietario. In Sicilia gli aspiranti insegnanti di sostegno bloccati nell'iter di selezione chiedono l'accesso diretto. C'è il servizio.
Grande incertezza e apprensione per i candidati del quinto ciclo del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno che non hanno ancora potuto espletare le prove scritte a causa della sospensione dovuta alla situazione epidemiologica e si trovano in una situazione di stallo e iniqua rispetto ai colleghi di altre università italiane che sono andati avanti nella selezione o hanno già terminato l'intero iter. Tra i partecipanti alla procedura indetta a livello nazionale presso gli Atenei per l'ammissione ai percorsi del TFA Sostegno per l'anno accademico 2019-2020, gli aspiranti di 8 università italiane si ritrovano bloccati in un limbo e a subire molteplici pregiudizi causati da tale ritardo che li porrebbe in una situazione lavorativa di svantaggio e disuguaglianza rispetto ai candidati che si accingono a frequentare i corsi. Si tratta di circa 10.000 partecipanti, di cui 4.000 siciliani, nelle università di Messina, Enna, Reggio Calabria, Firenze, Foggia, Salerno, la Suor Orsola Benincasa di Napoli e l'Europea di Roma, per diversi ordini e gradi di scuola. I candidati che più volte si sono visti spostare le date dello svolgimento delle prove precedentemente calendarizzate si sono riuniti nel coordinamento TFA Accesso Diretto e hanno chiesto alle istituzioni e alle università di appartenenza di superare questo stallo con l'accesso diretto e immediato ai percorsi di specializzazione per tutti coloro i quali hanno superato con successo le prove preselettive, chi ha maturato i 3 anni di servizio. E i candidati con disabilità certificata secondo la legge numero 104 del 92, ciò anche alla luce del fatto che alcuni atenei hanno concluso le selezioni e possono avviare l'iter formativo e concluderlo nei tempi previsti, mentre in altri è ora impossibile svolgere in sicurezza le prove nelle modalità e nei tempi previsti a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Un ulteriore slittamento della prova potrebbe privare i candidati della possibilità di conseguire il titolo in tempo utile all'immissione negli elenchi aggiuntivi del 2021 per avere priorità rispetto alla fascia dei non abilitati specializzati. La richiesta avanzata dal coordinamento tiene conto inoltre dell'attuale generalizzata carenza di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni con disabilità in tutti gli istituti scolastici della nazione, carenza più volte denunciata dagli organi competenti, da diversi rappresentanti politici e dalle associazioni sindacali. Si è svolta ad Agrigento la prima riunione della consulta provinciale studentesca in modalità online. La consulta per la stagione 2020-2021 è composta dalla presidente Flavia Buggera del liceo classico statale Empedocle di Agrigento, vicepresidente Luca Gambino del liceo scientifico e delle scienze umane statale Politi di Agrigento, vicepresidente Ignazio Rabante, istituto Vetrano Sciacca e segretaria Emanuela Daffne Caibi, Istituto Fazzello di Sciacca. La consulta provinciale degli studenti è un organismo istituzionale di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. L'Arma dei Carabinieri ha realizzato un video contro la violenza sulle donne. Vediamolo. Indignarsi alla notizia di un altro femminicidio è troppo tardi. Tu sei il loro vicino di casa. Non restare indifferente. Fermiamolo in tempo. Noi carabinieri possiamo aiutarle. L'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza, dice no alla violenza di genere. Vediamo. Tra le tante iniziative fatte ieri in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quella svolta anche presso l'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento, il dirigente scolastico Luigi Costanza ha voluto ricordare il ruolo della donna nella società attuale, sottolineando come essa va rispettata e celebrata ogni giorno. Poi ha anche fatto riferimento a una sua esperienza personale
di tanti anni fa, quella relativa ad Antonella Ferro, una sua amica di Raffadali, giovane ragazza uccisa dal suo fidanzato, un sergente dell'esercito, accoltellata sotto casa sua. Poi la lettura di alcuni testi da parte dei giovani alunni della scuola. Deve essere ogni giorno il rispetto massimo per la donna che rappresenta la nostra società, rappresenta il nostro futuro, rappresenta l'essenza stessa di noi esseri umani. Io vi porto una mia esperienza personale. Quasi 30 anni fa una mia amica, Antonella Ferro, per me che a Raffadali abbiamo fondato questa associazione, ci deve essere sempre il massimo rispetto, ci deve essere la tolleranza, e una donna si vuole bene se si ama, ma non con le armi della violenza, non con le armi con la pistola, uccidendo. La si ama semplicemente, la si vuole bene veramente. Allora da lì e da questa scuola deve partire questo messaggio. Dobbiamo rispettare tutti e soprattutto la donna che, ripeto, è l'elemento cardine della nostra società. Per tutte le donne dal cuore astranto, per le donne che per gli uomini non valgono tanto, per la dignità che hanno dovuto calpestare, per tutti quei sogni che vanno a frantumare, per l'amore che muore, appussito come un fiore, per tutte loro che cercano un conforto, per tutte quelle che hanno subito un torto. A loro è dedicata questa giornata, a loro vogliamo donare questo sorriso, per vederlo spuntare sulla loro vita. Si giovane presto fidanzata, poi incide il proprio nome sulla sua fronte. La brutale aggressione al termine di un violento litigio. Dopo aver afferrato per la gola la ragazza, il 19enne l'ha massacrata di botte, fratturandole la mascella. Mentre la vittima giaceva priva di sensi, il giovane le ha inciso sulla fronte il proprio nome. Nuove prospettive per rilanciare il sito archeologico di Eraclea Minoa da un punto di vista turistico, ma anche e soprattutto per proteggere quel patrimonio fragile che è il suo teatro. Il Parco Archeologico della Valle dei Templi, che gestisce il sito insieme a decine di altri in provincia, ha deciso finora di impegnare risorse proprie, circa 300.000 euro, destinate soprattutto a tutela e valorizzazione, in attesa di lanciare il bando internazionale per il restauro completo dell'area archeologica. Il Teatro Greco di Eraclea Minoa è in un pessimo stato di conservazione, conferma il direttore Roberto Sciarratta, ma è soltanto il più evidente tra i problemi che affliggono l'intera area archeologica. Dobbiamo trasportarci intanto indietro nel tempo. Non era facile convincere i genitori di alunni a partecipare a queste spedizioni umanitarie. Siamo stati colti nel cuore da queste vicende dolorose. È stato un momento spontaneo, senza che nessuno ci abbia invitato. Nel frattempo altre organizzazioni raccoglievano vestiario, scarpe e come prodotti alimentari. E io, con la mia classe, loro si definiscono, e io approvo, la mitica quinta B geometri, che si è diplomata nell'81, con grande entusiasmo, senza fare esibizionismo, senza fare rumore, ma sentendo questo problema, siamo accorsi in quella zona. Una colonna di 6 camion, Guerracottone e Alba Ferrara. Avevamo 6 milioni di lire, non l'abbiamo raccolta noi, ma tanti commercianti, tante associazioni, tante persone private, semplici, hanno sentito di fare qualcosa. Siamo partiti un pomeriggio da piazza Bagolino, io ero capocolonna con la mia Opel e siamo sbarcati a Napoli e siamo arrivati nel tardo pomeriggio a Potenza. Ci siamo rivolti alla Caritas di Potenza, 3 milioni abbiamo dato alla Caritas di Potenza. L'indomani siamo stati a Muro Lucano, dove c'era una tendopoli nel campo sportivo, dove c'erano delle tende in ognuna delle quali c'è una famigliola. E c'è stato un episodio, quando ricordo mi vengono le lacrime. Capisco che è emozionante ripercorrere quei momenti tristi, sisma, macerie. Entravamo in ogni tenda, prendevamo 200.000 lire, le davamo. E quella gente, c'erano 2 vecchiette, diamo le 200.000 lire, dice fermo, dice noi non abbiamo bisogno, datele a questa tenda accanto hanno bisogno. Questi suoi alunni, arrivati lì, lei cosa ha colto in loro? Un grande orgoglio e una grande disponibilità e anche una grande felicità interiore. Siamo stati a Laviano c'erano tutti ancora i morti sotto le rovine. Incontriamo questo ragazzo, Raffaele Fusella. Questo ha perso la mamma, la sorellina e il fratellino.
Quindi con questo ragazzo ci abbiamo un po' familiarizzato. E quando poi siamo rientrati, l'ho portato con me a casa mia. È stato da me un paio di mesi. L'abbiamo accolto, ecco, come fosse una sua nuova famiglia, tutti questi ragazzi. Ad Alcamo gli ho fatto dare dal comune, a parte i contributi, un posto come custode al campo sportivo, fino a che ha deciso di rientrare perché temeva di perdere le agevolazioni e gli aiuti previsti. È un ragazzo meraviglioso. Siamo tornati altre 2 volte, Capodanno e primo dell'anno, con un furgone a portare biancheria intima, io, Padre Cottone e Alba Ferrara. Mi ricordo il primo dell'anno, una fame che non ti dico, ci offriva bicchieri di liquore. All'inizio accettavamo, poi dopo ci possiamo ubriacare qua, vorremmo anche pezzo di pane. E ci ha fatto delle salsicce, erano piccante, di peperoncino, che è una cosa incredibile, ma la fame era troppo forte. Ma con le lacrime agli occhi per il peperoncino. Siete tornati tutti cambiati? Un'esperienza di questo tipo incide, anche se uno non se ne accorge, notevolmente sulla psiche, sullo sviluppo, su tutto. E questi ragazzi tuttora, a mio parere, ancora portano i segni di quella esperienza, perché dentro il loro cuore e nella loro personalità si è formato, si è sviluppato questo senso di solidarietà. Cosa sente di dire a questi suoi ragazzi? Che sono orgoglioso di averla avuto con me. Siete la luce nella tempesta, la nuova lirica del poeta Rosario La Greca dedicata a tutti gli operatori sanitari. Vediamo. La seconda ondata della pandemia del Covid-19 torna a fare paura e continua il tributo dei medici, infermieri, OSS, ausiliari e del personale del 118, la prima linea della nostra sanità. Diciamo rimane perché fin dalle prime battute della pandemia è sempre stato elevatissimo, come segno di gratitudine e di vicinanza a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea a combattere con instancabile perizia il Covid-19 e a salvare vite umane. Il poeta Rosario La Greca di Brolo ha voluto dedicare la lirica dal titolo Siete la luce nella tempesta, un'opera che vuole essere un sentito ringraziamento per il grande impegno profuso, la tenacia e la dedizione in questa difficile missione quotidiana al servizio di tutti i cittadini. Ecco il testo della lirica Siete la luce nella tempesta. Il primo pensiero è rivolto a voi, angeli dal camice bianco, orgoglio per tutti noi. Siete la luce che nella tempesta infonde coraggio, dona conforto e ridesta la speranza che andrà tutto bene. Un bagliore di luce nelle corsie strapiene, una missione in prima linea, di instancabile perizia, per sconfiggere un nemico invisibile che con dovizia si spande come un flagello nell'universo. Non c'è giorno, sera, notte, non c'è verso, con la maschera sul viso di cloro intriso. La tuta di protezione e l'impegno condiviso da tutti gli angeli che in trincea lottano con tenacia, perseveranza e coraggio sovraumano. A voi, operatori sanitari, anche del 118, l'infinita gratitudine, l'affetto, la vicinanza per ogni vita salvata a disprezzo del pericolo in corso. Siete e resterete la linfa vitale del decorso della sofferenza che alleviate con amore, una missione che vi fa tanto onore. Non vi lasceremo soli, al vostro fianco saremo, insieme, angeli discesi dal cielo, ce la faremo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.